Buongiorno! Una buona giornata da Lello Rosso e Barletta Vest e che vi augurano sempre il meglio del meglio. Buon venerdì 10 maggio. A chi ha dimenticato di pagare la bolletta della casa, oggi è 10. Allora. E allora, che bello. Non voglio neanche parlare perché faccio parlare le immagini, bellissime immagini del mare, bellissime immagini delle barche, del sole che coceva, il fringuello che andava. La metteremo presto. E allora, buon venerdì a tutti quanti voi amici di Barletta Vest, buon weekend, buon inizio weekend. Siamo arrivati già i primi 10 giorni di maggio, sono andati via. Cioè, questo è il 10° giorno, oggi è 10 maggio, mamma mia come passa il tempo. E niente, dicevo, stamattina abbiamo avuto tantissime segnalazioni per quanto riguarda la gioventù di via Ettore Fieramosca, che non si può più vivere, il centro storico è abbandonato a se stesso, nessun controllo, nessuna schifezza di persona dell'autorità che si occupa di queste cose, perché non abitano loro, questa è anche la verità, perché se abitava qualcuno di loro là, vedevate quante persone andavano a vedere, tipo polizia, carabinieri, vigili. È veramente vergognoso. E la gente che ci abita non ne può più di vedere questo veramente schifezza, che se non possono entrare neanche nelle loro case, perché io non dico che non dovete stare, a voi giovani, di non fare la comitiva, ma cercate di avere anche il rispetto di chi abita, che è molto importante. Ma lo fanno bene se buttano acqua e medicina, perché è veramente vergognoso trovare tutta quell'immondizia. Poi dico a voi, a chi festeggia i compleanni, auguri, ma non inizi bene così, se tu lasci le bottiglie a terra e i bicchieri, ognuno che ha bevuto ha buttato a terra. Ieri era veramente vergognoso. Io non dico assai, che avete anche ragione che non ci sono i cestini, ma visto che stava la busta, le due buste dove avevate
lo spumante e i bicchieri, poteva mettere tutto là e si faceva, si metteva a un canton, a un posticino, lo spazzino stamattina lo prendeva, no, che ha trovato di tutto, cioè, è veramente vergognoso. E quando lo dobbiamo migliorare noi cattolici, quando dobbiamo migliorare, quando moriamo? Schiamazzi, lì proprio in via Terrafina Mosca non si può più vivere, la gente se ne sta scappando per disperazione. Allora io ripeto, le autorità ci stanno a fare, che stanno facendo le autorità? Quando sono buoni solamente a chiedere i voti, è veramente vergognoso. Un saluto a Carmela, a Ilaria, a Michele, la famiglia Andonucci, ciao Ilaria Luna Nera, un saluto a Vicky, un saluto a Francesco, un saluto a Michele Jacopone, un saluto a tutti voi che state scrivendo, cari amici, buongiorno. Io non voglio essere sempre polemico, noi siamo per la città, ma la città sembra che non è per noi, anzi noi rechiamo fastidio. Per esempio abbiamo avuto la segnalazione delle api vicino a una scuola. Noi non abbiamo detto che li dovete ammazzare, abbiamo segnalato cosa bisogna fare nella nostra ignoranza della questione. Vai di fretta, vai, che vuoi? Abbiamo segnalato questo problema, non abbiamo detto di ammazzarli, non abbiamo detto di bruciarli, cioè qua siete padroni di tastiere, fate quello che volete, quello che dite, che tanto non si paga, si può dire una parola di più, Salutiamo il mitico Agostino Coriolano, ciao Agostino. Ecco perché io dico, cioè questa è una pagina che noi segnaliamo, vi stiamo vicini, ma dovete essere anche un po' riconoscenti alla nostra pagina, un pochino, non che vi nascondete sempre dietro a un dito, che ci mandate i post, per favore non dite che te l'ho mandato io, non dire voglio essere in anonimo, cioè, allora che siamo noi, i paladini della giustizia di FIS? E questa cosa non va bene, ci dovete mettere la faccia come ce la mettiamo noi, troppo bello a fare così, troppo bello. A me non piace questa cosa, non è mai piaciuta. A volte mi chiedo veramente, ma chi cazzo me lo fa fare a me? Ma chi me lo fa fare? A me e tutti i nostri amici. Di svegliarci già a fare la diretta. Ieri sera all'1:30 abbiamo fatto la diretta, all'1:15 abbiamo fatto la diretta, abbiamo appena 5 ore di sonno. Aspetta che devi prendere subito il sonno. Ma noi non è che vogliamo essere ripagati con la moneta, ma vogliamo essere ripagati anche con un po' di gratitudine nei nostri confronti. Sembra che noi siamo una testata giornalistica, poi sembra che noi siamo lo sportello del comune, dove c'è gente che prende i soldi, che prende il mese e si gratta, non il gratta e vinci, si gratta. E noi dobbiamo fare tutto noi, a segnalare, a fare, ma dove siamo arrivati? Cioè ora è diventata un'abitudine sì, tanto ci sono quei festi di Barletta Vest e poi subito a tagliarci, non vedete l'ora di sparlarci da dietro, e questo non va bene, non va bene proprio. A me è uno sfogo che io ci tengo
ci tenevo a sfogarmi, perché ci sono quelle persone che a noi ci amano, ci vogliono bene, però non va bene come ci si comporta normalmente. Non vado a fare il caffè alla vostra salute, non alla vostra faccia, alla vostra salute. E vi auguro una buona giornata, un buon venerdì. Ciao a tutti.